Tutto pronto per ripartire. Sembra tutto a posto per cavalli e guidatori che sono stati coinvolti nella caduta. Allora si riparte. Non si ripresentano l'1 di Domino, il 10 di Durango e il 9 di Dubai Pax, che erano fuggiti in libertà. Molto diligente Drinksy, che quando era arrivato davanti al cancello delle scuderie si è fermato di passo ed è stato facilmente ripreso. Ovviamente non c'è Divina B, che era squalificata, e si parte con il 2 Demetrio Ama, col 3 Daddy Matto, con il 5 Danilo Spritz, con il 7 Damon Pax, l'8 da Kibaba. E poi abbiamo l'11 di Drinksy e il 13 di Divina Grimm. Campo ridotto per questa seconda edizione, si erano corsi circa 700 metri di corsa quando è avvenuta la caduta. Problemi per Danilo Spritz. Ed è Daddy Matto ad andare al comando. Si presenta al largo da Kibaba e vediamo le scelte di Alessandro Fonte, che numero prima 5, aveva lasciato Danilo sfilare Spritz, Danilo Spritz, il quale ora ha sbagliato. Da Kibaba si accoda a Daddy Matto, che probabilmente vuole correre davanti visto il campo ridotto. E così Daddy Matto in vantaggio, 14,8 per i primi 200, da Kibaba in seconda posizione, in terza Demetrio Ama, in quarta Damon Pax, in quinta Divina Grimm e alla retroguardia Drinksy. Si completano i primi 400 metri di corsa in 30 e mezzo, con all'avanguardia Daddy Matto su Da Kibaba, quindi Demetrio Ama, ancora Damon Pax, poi Divina Grimm e Drinksy. I 600 in 46,8, fila indiana, con all'avanguardia l'allievo di Massimo Trevellin, che continua da facile leader, sposta dalla quarta posizione Damon Pax anticipando le mosse di Drinksy. Gli 800 in 1,1,8, 31,3 la seconda frazione per questo figlio di Gambling B, che si mantiene in evidenza, sposta dalla seconda posizione da Kibaba, prova ad andare all'attacco dopo un chilometro passato in 1,17,4. Da Kibaba che va a destra di Daddy Matto, lo sopravanza già a 500 dalla conclusione, si muove dai birilli anche Demetrio Ama in anticipo su Damon Pax. Da Kibaba al comando, Demetrio Ama che lo insegue, in mezzo alla pista Damon Pax. La rete line 15 con Da Kibaba che cerca di difendersi da Demetrio Ama e Damon Pax a 300 metri dalla conclusione. Daki in vantaggio, sollecitato in maniera importante da Marco Stefani per scappare da Demetrio Ama. Damon Pax a centropista, Da Kibaba in vantaggio, Demetrio che si infila di dentro, Daki che prova la difesa dallo steccato, ma di dentro c'è Demetrio Ama che vince su Da Kibaba. Al terzo posto Damon Pax, 1.16,7 ragguaglio cronometrico, 31 la chiusa. Natale Cintura che porta al palo l'allievo del Team Elert, portacolori della scuderia Jumping, un figlio di Varen, Demetrio Ama, che si infila in open stretch in arrivo e buca Da Kibaba, che aveva debellato le labili resistenze di Daddy Matto, e nel finale riesce però a difendersi per il secondo dall'arrivo di Damon Pax. Il successo è di Demetrio Ama, numero 2, Natale Cintura, Team Elert e la scuderia Jumping.